È innanzitutto un pericolo umanitario con numerosi civili innocenti stretti dai bombardamenti. L'attacco all'Iran, secondo l'opinione dei consiglieri regionali, non può non considerare la sofferenza umana e il bilancio di persone morte a causa delle mire delle potenze mondiali, ma poi anche questioni economiche, geopolitiche, con un diritto internazionale debole, i costi per imprese e famiglie a causa di probabili rincari delle materie prime e la paura di attacchi terroristici. Io penso che qui ci troviamo di fronte alla dimostrazione che non c'è la forza della legge internazionale, ma come dice Guterres c'è proprio soltanto la miserabile legge della forza, e su questo io vorrei appunto che ci fosse una forte opposizione, perché stanno morendo soprattutto civili, come sempre, no? Cioè, uno può dire ma questo era appunto un feroce dittatore, un feroce assassino, ma poi alla fine il prezzo, il numero di morti che ci sono adesso in Iran, i morti che ci sono in Israele, la distruzione, non può appunto che colpire persone innocenti. Gli assetti geopolitici chiaramente sono in mutazione, quindi il segreto, tra virgolette, segreto di chi governa e chi amministra è quello di essere pronto ai cambiamenti geopolitici del nostro pianeta. Una mattina il presidente di una grande potenza si sveglia, decide di bombardare un paese e lo fa in spregio a tutte le regole del diritto internazionale nel momento in cui l'ONU è di fatto ridotto a una mera comparsa, e credo che questo dovrebbe preoccupare tutti. La percezione dell'insicurezza e del pericolo, l'insicurezza cosa porta nel cittadino? Un momento di riflessione, comunque di stand-by nell'affrontare magari acquisti o comunque pensare a degli investimenti, perché questo è l'effetto in genere che viene provocato.